all my love to give, I'll survive, I will survive, yeah. Sarai in grado, un inglese impeccabile. Beh dai, esageriamo. Perché se fossi stata intonata avrei fatto la fine di Amy Winehouse o di Whitney Houston. Invece sono stonata e sono ancora viva. Esatto. E benvenuti qua alla nuova puntata di X-Lab Podcast, incredibile, qua abbiamo due super ospitoni, due comici, una pittrice, sei, comica e karaokesca, come si chiama chi fa karaoke? Karaokista. Una pessima cantante. Anche una politica. Sì. Okay. Prossima elezioni, opinionista, sì. Invitata alla zanzara, scherzo. E anche sei anche regista perché hai anche dei cortometraggi. Ho anche dei cortometraggi, sì. Comunque principalmente pittrice, ragazze, pittrice. Aspetta che sbasso l'audio, ecco qua ci siamo, sennò sforemo. Ma come ti potresti descrivere agli amici che non ti conoscono? Una breve descrizione di te. Allora, sicuramente sono prima di tutto una pittrice e la mia galleria d'arte si chiama Jellyfish Art Space, che significa meduse, perché ho iniziato con le meduse, che non tutti lo sanno, ma possono vivere per sempre. Infatti alcuni tipi di meduse non muoiono mai, come me, e quindi ho deciso di chiamare così la mia galleria, e diciamo che questo è un po' il mio tema principale, le meduse. Però ho un grave difetto, che cambio sempre tema, infatti anche qui ho un po' di quadri tutti diversi, il che non è positivo perché bisognerebbe fare sempre la stessa cosa. Invece io faccio maschere, faccio donne incinta, faccio animali, faccio di tutto, vero Nicolò? Verissimo. Ma fai anche parti del corpo ogni tanto. Mi sveglio ogni tanto con parti del corpo. È vero. Come che parte del corpo vuol dire? Parti del corpo. No, è vero che ogni tanto io uso Nicolò come modello, gli faccio le foto nudo e poi lui succede anche questo. Ma forse ci saranno dei quadri che passano in carrellata, così ve li mostreremo. Ma con Nicolò nudo anche? Sì, capita. Sì. A un certo punto passerà Nicolò nudo da qua sotto in teoria, quindi. Perché dovete sapere che Nicolò è un campione di canoa. Incredibile. E chiama la sua canoa? Canovagina. Canovagina, sì. E dice: io preferisco la canovagina alla tua canovagina perché è un mezzo di trasporto, mi porta da qualche parte ed è divertente, ha un senso. Invece la tua... Dove andiamo? Un po' noiosa, no? Un po' noiosa. Sempre a me stiamo. Esatto. E poi non lo sapete, però dopo anni che stavamo insieme ho scoperto che lui non usa la canoa, ma il kayak. Sai qual è la differenza tra kayak e canoa? Forse i posti? Come è il posto? Perché il kayak è chiuso, la canoa è aperta. Il kayak ha il buco più stretto, vero Nicolò? Esattamente. E cosa preferisci? Il kayak. Quindi c'è speranza. Che cos'è il K-Way? Il K-Way, appunto. K-Way è quel per andare in canoa ti metterai il K-Way, no? Esattamente, è quel vestiario che ti protegge dall'esterno, dalle temperie. Infatti il kayak viene chiuso il pozzetto per non far entrare l'acqua. Questa è la logica. Il kayak è un mezzo utilizzato dagli eschimesi per andare a caccia nel Artico. Forse già si coglioni, no? Esatto, ma sono tutti coperti con il kiwi loro fatto di pelle di foca, e vanno a caccia delle foche, andavano e lo utilizzavano anche come mezzo di spostamento, mentre la canoa, in particolare la canoa polinesiana, viene utilizzata da quelle popolazioni della Polinesia per spostarsi o andare a pesca. Incredibile. O anche in alcune zone dell'Asia, ma tuttora secondo me qua ci parla della come canoa. noi vediamo i gondolieri a Venezia o a Venezia qualcuno che per tradizione si sposta a remi, tuttora nelle popolazioni tradizionali asiatiche e polinesiane viene utilizzata lo strumento canoa per la quotidianità, tant'è che il Museo di Storia Naturale di Venezia c'ha una grande piroga esposta all'esterno per collegare insomma tutti i popoli che grazie a
queste imbarcazioni a spinta umana attraverso i remi si sono sviluppati nel corso di millenni. Comunque nel 2014 io ti ho chiesto vuoi metterti insieme a me Nicolò, Certo. e tu cosa hai risposto? Vado a fare un giro in canoa, ma poi torno. Con questo entusiasmo, era così, era veramente felice. Allora dopo 6 mesi gli ho detto guarda Nicolò, ti lascio per sempre, sono sicura è finita. E lui mi ha risposto Vado a fare un giro in canoa. era disperato, veramente, come adesso, lo vedi che è disperato. Comunque prima sembrava un po' una puntata di Geopop, non so se avete presente chi parla, sembrava lo stesso proprio tono di voce, insomma. Vabbè, insomma. Vabbè, ha fatto giri in canoa come meditazione, no? Magari a pensare un attimo, vuoi stare con me? Vado a fare un giro in canoa. No, ma insomma. poi durante il lockdown, che eravamo tutti chiusi in casa a masturbarci, l'ho chiamato, gli ho chiesto Nicolò vuoi tornare insieme a me? Lui mi ha detto Vado a fare un giro. vado a fare un giro in canoa, il che non era facile perché Con la c'era mascherina. Speranza che lo inseguiva col drone, ma lui andava lo stesso. Allora vi chiedo, popolo di YouTube, cosa mi dirà il mio ragazzo quando lo lascerò tra qualche mese? Cosa mi dirà? Vado a fare un giro in canoa. Esatto. Sì! Allora O dico, magari un giro in kayak. ma se ci pensate, lo Stato italiano, Solo verità. lo Stato italiano, quindi i soldi pubblici, finanziano annualmente più di un centinaio di professionisti del kayak. Molti non lo sanno, ma i gruppi militari, l'esercito no, ma la marina, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia Prendo un po' di maschere. e l'aeronautica finanziano sia atleti che allenatori per praticare questo sport. Quindi dovete pensare che ci sono alcuni dipendenti statali che vanno in ufficio o fanno servizio magari in pattuglia in auto, no? E molti vanno in canoa pagati dallo Stato italiano. Wow! Cioè, considerate questa cosa. Un applauso a Nicolò che comunque voi avete parlato sulla canoa. Scrivete nei commenti se volete un'intervista sulla canoa, insomma. Esatto, è molto interessante. Ma con lockdown si può girare con canoa? Cosa? Si Potevi poteva, andare, sì. in giro con la Dove? canoa. Poteva. No, in generale. Con lockdown, scusa. Contro il Covid. Col lockdown, finché non c'era il limite di 200 metri da casa, è no. vero, c'era quel Ma punto nel là. caso tu avessi, come è capitato per alcuni miei conoscenti, l'abitazione sul canale, perché alcuni abitano di fronte al canale, hai la canoa avanti e indietro per 200 metri, eri nei limiti della No, ti legalità. immagini i carabinieri che te ti va, è stato che vai in canoa, si è fatta fermare in acqua, cioè, Sì, ma allora adesso no, ma si infatti lui ci andava. può parlare di ciò che è successo, che praticamente durante il lockdown, nei limiti in base alle giornate, i periodi, io uscivo in canoa perché le società sportive erano chiuse, però in alcuni periodi da privato potevi con accesso al canale allenarti. Cos'è che ho notato a un certo punto? Che io andavo in canoa e vedevo tutte queste barche da diporto con la canna da pesca, perché se durante il lockdown ti iscrivevi alla Federazione Italiana Pesca ed eri un atleta della pesca, del fishing, Potevi. ok, potevi ufficialmente uscire in laguna, in mare con la canna da pesca tesserato e non ti potevo fermare perché tu Per fortuna il lockdown è finito. sostenevi che andavi ad allenarti per le gare di pesca, ragazzi, ed è successo così, cioè, Infatti era Cose- sempre in canoa anche cose durante il reali, tutti lockdown. questi tramazzi qua alla fine, come il discorso del CONI per allenarsi nelle palestre, mi pareva. Esattamente, allora le palestre commerciali le chiusero, le bloccarono per un tot di mesi, ma se tu ti tesseravi come atleta di una federazione potevi allenarti, quindi c'erano tipo alcune associazioni sportive che durante il lockdown hanno fatto un più 300% di iscritti perché tutti si iscrivevano Sì. nell'agonismo Parlo di qualche sport. Tu potevi anche iscriverti al campo di atletica leggera che aveva all'interno la palestra, venivi tesserato come atleta di lancio del peso, tutti appassionati di lancio del peso, quindi dovevi fare tanta palestra, accedevi e col certificato agonistico potevi fare gli allenamenti con ovviamente le distanze, i protocolli di sicurezza. Sì. Quindi c'erano 2 pesi e 2 misure, ecco. E d'altronde anche tu sei sportivo, quindi ti interessa l'argomento.
No, vabbè, dai, parliamo delle maschere. Mostraci sti quadri, Francesco, le maschere. Me le passi tutte, tesoro, tutte quelle che sono per terra. Guarda che il Masseo qua sotto i bracci, c'è una roba Sì. incredibile. Cioè. Allora, dovete sapere che tra le varie cose, sempre durante il lockdown, io mi sono molto appassionata di maschere veneziane. Queste le ho dipinte io e le ho portate sui palchi di tutta Europa. Anche Nicolò mi ha accompagnata, vero Nicolò? Certo, e l'abbiamo sempre. portato a Monaco, a Praga, in Austria, a Linz. Vienna, a Linz. A Linz. Sono cose molto semplici perché Sul mercato? Non per proprio Linz, assurdo più Linz che Linz. per assurdo anche a Mestre non tutti conoscono la storia delle maschere veneziane. Per esempio questa come si chiama, lo sai? Bellissima, però non so. Si chiama Bauta ed era la maschera preferita dai veneziani. E sapete perché? Con questa maschera si poteva fare proprio tutto: mangiare, bere. È vero. E anche, non so se si è capito. Sì. Pazzesco. E questa maschera piaceva così tanto che hanno iniziato a utilizzarla tutto l'anno, perché praticamente a Venezia si facevano i corni e le orge per tutto l'anno. Quindi viva la Bauta! Poi abbiamo la gnaga, che è molto importante, mi raccomando, perché questa maschera da gattino, chi la indossava prima si chiamava Ugo e poi Samantha. Quindi se volevi una sorpresina sotto, se vedevi questa maschera c'era la sorpresina. Quindi mi raccomando, quando vedete gnaga, attenzione, potrei salvarvi la vita. Ma ste qua fai degli spettacoli? Sì, esatto, sì, le porto sul palco per raccontare la storia di Venezia anche all'estero, le ho portate dappertutto praticamente. Poi questa anche, sai il nome di questa maschera? Aspetta, no l'esorcista, a me sembra che il film era la maschera da hockey. World Shot. Non ricordo altro poi accanto. Non guardo Si film. chiama Moretta e questa è stata il sogno di ogni uomo perché serviva a zittire le donne. Infatti c'era un bottone qui e potevi indossarla solo mordendo questo bottone, quindi dovevi stare zitta. Infatti è fallita. È fallita miseramente. Poi abbiamo chiaramente il dottore della peste. Questa è ottima per il lockdown. Vuol dire che sei perché le mascherine ad un rave punk rock sotto l'effetto di acidi. Ma perché non hanno venduto queste mascherine durante il lockdown? Era perfetta. Perché aveva tutto questo fuori che a bocca. Esatto, è molto da Covid quella. Sì. E poi i pantaloni, che è il vecchietto gesso, maniaco sì. sessuale, sì, cartapesta, Cartapesta, sì, bellissimo, assolutamente. E vedete, io anche dipingo maschere, ne ho fatte più di 60, molto simili a questa. Ecco qua, e appunto mi sono appassionata perché durante il lockdown i negozi di maschere erano chiusi. Scusa, aspetta, e quindi aspetta, voglio capire qua perché non c'è il buco, per esempio. No, perché l'ho incollata sulla tela, vedi? Questa è l'ultima. Questa è l'ultima che ho fatto con i fumetti e ne ho fatte 60, tutte diverse, mostralo meglio, ma simili. Bella anche sta qua. Grazie. E che dire, poi ho portato anche questo quadro di un po' di tempo fa che ho fatto, che io chiamo Bill Gates, che sarebbe un uomo d'affari pieno di potere, che ha appunto, vedete, l'iPhone, il cellulare, bellissimo, alza su perché non so se si vede tutto, che ha la guerra, le chiavi, le batterie, le monete, quindi il potere. Questo qua è bellissimo. Grazie. È veramente bello. Sono contenta che ti piaccia. Aspetta, che gli amici qua ci sono delle batterie, vedete, questo è un cellulare, quindi vecchio. Sì, è un cellulare, è un iPhone vecchio. Pensa a te. Sì, quando si è rotto l'ho incollato. Qua ci sono dei soldatini, non so se vedete. Esatto, sarebbe la guerra, il potere militare. Sì. Ecco, e praticamente però questo uomo d'affari in realtà è un bambino, quindi in realtà ha la psiche di un bambino che vuole sempre di più, che fa i capricci, e ci sono queste eroine che sono donne con le sembianze di animali che lo stanno smontando, quindi stanno riuscendo a togliere il potere a questo uomo infantile. Ecco, quindi un messaggio positivo. Grazie. E poi ho portato anche questi colli lunghi che sono ispirati a questa tribù africana che appunto si mette degli anelli al collo e quindi il collo si allunga sempre di più con ogni giraffa, cazzo. Esatto, vedete, ho scritto libertà, arte, freedom, e sarebbero tutte le difficoltà che hanno superato le donne che gli hanno proprio tirato il collo, perché anch'io mi sento come se mi avessero tirato il collo.
dettaglio che in un certo senso ti fanno diventare speciale. Ecco, Sgarbi ha uno di questi quadri perché gliel'ho regalato. Pensati. Sì, e basta. Poi c'è il mio autoritratto qui, ecco qua. E così, insomma, ho portato poca roba perché così a casa piena giusto quello che avevo sotto tiro, ma per par d'essere di preco i quadri siamo un po' l'Osvaldo Paniccia della situazione, incredibile, bellissimi, grazie, molto originali, con qualcosa con i soldatini del cellulare, veramente originale, ecco. Bene, benissimo. Sono contenta. Quindi quando è che ti è nata sta passione per la pittura, anzi questi qua com'è che sono pitturati, tra l'altro colorati? Allora, io uso tecnica mista, quindi uso qualsiasi cosa, acrilici, pennarelli, resina, colla, attacco qualsiasi cosa. Il mio difetto è che vario molto, però sì, fondamentalmente acrilici, però a volte anche collage, vario moltissimo. Sì. E com'è che ti è nata questa passione per il disegno, per la pittura, insomma? A 6 anni già passavo il tempo a disegnare, però poi ho fatto il liceo artistico e lì facevo scultura, devo dire che ero abbastanza brava. Poi ho fatto un anno in America dove lì ti valorizzano tantissimo. In America veramente mi hanno trattata come un genio, però questo succede solo in America, in Italia non valorizzano gli artisti. E poi ho fatto architettura, ho studiato architettura, mi sono laureata, ho lavorato qualche anno e ho ricominciato a dipingere a 26 anni. E non ho più smesso, dipingo tutti i giorni qualcosa. Ho fatto 1300 opere in tutto. Però ne sono venute bene meno sui 300 sono venute veramente bene. Le altre 1000 sono carine, ma cioè non tutte le ciambelle vengono col buco, purtroppo. Ma tutti sti 1300 quadri ce l'hai a casa? Ho una galleria d'arte a Praga e un po' sono lì, un po' li ho venduti, un po' sono in garage, un po' sono in giro per i soggiorni dei miei amici, parenti. Nicolò, cosa ne pensi di tutti questi quadri? Che c'è tanta fantasia. Ho fatto dipingere anche Nicolò, Dipingo anch'io. Sì. Ma le mie opere le tengo nascoste. Sempre nudo o vestito? No, vestito. Ho dipinto Nicolò nudo un bel po' di volte, sì, lo ammetto. Anche vestito. Sì. Ogni tanto aspetta, io sono curioso di sto fatto qua. Ma c'è la foto, ti ho mandato la foto di Nicolò nudo. Te l'ho mandata, dopo la fai passare ai nostri follower. Vabbè, però quanto ci metti? Cioè Nicolò sta così nudo? No, gli faccio la foto e dopo faccio il quadro. No, se no è troppo complicato. Se fosse tipo i ritratti, tipo sai cos'è con DiCaprio là e a Rosa là, a segnalo. Cioè pensavo che mi immaginavo una cosa più poetica, insomma. No. Ho capito, benissimo. Ma poi fai anche la misura del come si può dire? In scala giusta. Non è OnlyFans, niente OnlyFans. Noi siamo. Viene omesso. Sì, no, niente organo, no. Lo levi via? Sì, no. Gli organi li fa a parte. È capitato che io dipingessi un utero con all'interno un pene. Ha fatto un po'. L'hai visto? Sì. No, non l'hai portato qua? No, l'ho venduto a una pornodiva di OnlyFans. Era contentissima. Guarda, è tuo, perché le sue migliori clienti lavorano. Io devo dire che piaccio alle lavoratrici di OnlyFans. Io però creatrici di contenuti. Mi comprano i quadri. Quindi dove possono acquistare i tuoi quadri? Allora, nella mia galleria d'arte oppure semplicemente visitando casa mia, il mio garage a Mestre. In garage? Sì, se vedete qualcosa che vi piace su Instagram, c'è una pagina apposta di quadri, c'è una pagina dove sono selezionati solo i 300 lavori migliori e una pagina con tutti i 1300 lavori, anche quelli che sono venuti male. Se volete guardarli tutti, fa un quadro al giorno. Non esageriamo, una settimana. Nella descrizione ci saranno i tuoi contatti dove possono eventualmente contattarti. Sì. Ma fai anche lavori su commissione, che ne so, io voglio il mio pene, che ne so, lo fai o no? Beh, certo, perché no? Ti è mai capitato di fare lavori su commissione o vai solo? Allora, io ho fatto tantissimi ritratti su commissione, tantissimi. Ho appena fatto un ritratto per un matrimonio, mi hanno fatto impazzire perché mi hanno chiesto tipo 70 dettagli da aggiungere, però ho fatto tanti ritratti di nipotini, cuginetti, sì, tanti.
Io faccio dei ritratti molto particolari perché faccio dei collage anche con fiori finti o altre cose, quello che trovo, cioè, sono molto creativa, li faccio spesso tridimensionali i ritratti. Ho capito. Tridimensionali in che senso? Cioè, ci attacco cose, dipende tipo in quello là in uno ho attaccato delle conchiglie, sì, in uno ho attaccato delle farfalle, cioè io vario, cioè in base alla psicologia del soggetto cambio anche il ritratto. Ma Nicolò, come ti ha confiscato? Ti ha conquistato Francesca con qualche quadro? Sono curioso a sto punto. No, gli ho chiesto, vuoi metterti? Ma da nulla, così ho trovato per strada, già rincarvato. No, eravamo in un bar Sì. la notte di Natale. È vero. E ci siamo conosciuti tramite amici in comune. E mi ha chiesto subito di collaborare con le sue performance artistiche. E lui ha detto vado a fare un giro in canoa. Vado a fare un giro in canoa, però anche abbiamo fatto in quel periodo che ci siamo conosciuti nel 2016 abbiamo fatto un cortometraggio, è vero. L'isola dei Veneziani. Sì, è vero. Io ho fatto 5 cortometraggi bruttissimi, andateli a vedere perché una cosa più trash dei miei cortometraggi, ragazzi. Veneziani, e io già per amore avevo già i capelli biondi lunghi, per amore già innato. Per parlare di Francesca mi misi anche la parrucca. È vero. Ma dove li possono trovare questi cortometraggi? Su YouTube, anche su YouTube ho sempre 1300 video, 1300 video, 1304. E in mezzo a questi video ci sono anche questi cortometraggi. 1300 video, sono tanti, sì. Lo so. Sempre fatti uno al giorno? Allora ho fatto 5 cortometraggi abbastanza seri e poi ci sono i video comici che sono almeno 100 e poi ci sono video su il trucco, recensioni di film, un po' di tutto. Un misto. C'è anche Nicolò nei video spesso. Vestito o nudo? Anche nudo. No, Nicolò fa crepare. Ho vestito in maschera. Sì, lui per esempio fa finta di fare il criceto, è molto... Sì. Ok. Ma questi cortometraggi li fai proprio tu da zero? Cioè fai sia le riprese che il montaggio oppure... Allora io ne ho fatti 5. Uno parlava dell'integrazione sociale di questo ragazzo che arrivava al Bar Verdi di Mestre e vendeva queste rose e si integrava. Insomma, sono stata una visionaria perché poi c'è stata una grande integrazione al Bar Verdi. Infatti io dico che è un posto meraviglioso dove tutti sono in armonia l'uno con l'altro. Non ho mai visto delle persone così carine come lì, e i miei amici che lo gestiscono sono veramente incredibili. Nati dove? Che appunto sono bengalesi, però sono più italiani di noi. Attenzione. No, sono bengalesi. No. Sono bengalesi. Abbiamo un amico dello Sri Lanka che però ha fatto l'attore, appunto Punaru, poveretto, non vorrà che lo dico, ma ha fatto l'attore del mio cortometraggio, che ancora la gente continua a guardarlo perché è diventato un tormentone questo cortometraggio. E insomma, ci raccontavi, Francesca, che fai anche degli spettacoli. Com'è che sei passata dal fare quadri a fare spettacoli, oppure hai fatto tutto quanto insieme? Com'è andata sta cosa? Come ti raccontavo prima, la gente è molto criticona, quindi se tu fai tante cose... Aspetta, apro una parentesi. Tanti sbagliano qua, me lo raccontavi prima, la gente non lo sa perché eravamo di là. Esatto. Perché facciamo sempre la mezz'oretta. Se tu fai tante cose, incominciano a criticare meno le prime cose. Cioè, nel senso che quando dipingevo mi dicevano non sei brava. Poi ho cominciato a fare la comica e mi hanno detto a dipingere sei brava, come comica però non fai ridere. Allora ho iniziato a cantare e mi hanno detto come pittrice sei un genio, come comica fai ridere, ma a cantare fai proprio schifo. Allora ho iniziato a esporre idee politiche e mi hanno detto guarda, veramente pittrice eccezionale, comica fai ridere, cantare sei bravetta, ma veramente la politica lasciala stare. Ma non è che sia un discorso di un dirupo, perché esatto. Le fai talmente schifo la roba che fai nuova che quella prima è quasi più accettabile. Esatto, è una politica, bisogna fare così. Ok. E niente, e quindi io era il mio sogno fare la comica, però in Italia non ci sono opportunità e quindi ero in un locale a Praga, in Repubblica Ceca, c'era anche Nicolò, e ho visto un open mic e ho chiesto a questi comici bravissimi americani: posso provare? Loro subito sì, mi hanno preso nel gruppo e mi hanno fatto provare ed è stato veramente, per me si è aperto un mondo e quindi appena sono tornata in Italia ho desiderato tantissimo dare l'opportunità anche a
i giovani italiani e anche i non più giovani come Nicolò di provare a fare i comici, e quindi ho organizzato una trentina di eventi in vari locali. In italiano? Allora, io a Praga lo faccio in inglese e in Italia lo faccio in italiano. Quindi sai che fare comicità in un'altra lingua non è facile, molto difficile. A volte la stessa battuta non fa ridere, è vero, assolutamente. sì. Oppure non conoscono una cosa, assolutamente è così, e quindi devi tutto tradurre, poi devi anche entrare nella testa delle persone, perché ci sono delle cose che noi italiani pensiamo siano fondamentali, in realtà magari all'estero non gliene frega niente, l'umorismo non fa ridere. Tipo, cos'è una cosa che fa ridere magari fuori Italia e viceversa? Ma guarda, io e Nicolò per esempio abbiamo fatto un numero comico su Marina Abramovic, cioè abbiamo imitato la performance di Marina Abramovic, no? Sì. Ci siamo presi a schiaffi, ci siamo guardati negli occhi, vero Nicolò? Sì. E tu mi hai detto? Voleva fare un giro in Volevo fare un giro in canotto. Ecco. Ecco, e niente, all'estero non gliene fregava niente di Marina Abramovic, perché in Italia è tanto famosa, ma tipo, che ne so, in Inghilterra non è che stanno lì a vedere Marina Abramovic, assolutamente. Molto vero Nicolò, non hanno riso a Praga per questa battuta. Sì. Per esempio, Okay. Però al di là di questo, sì, io ho fatto delle battute su Mestre che sono piaciute abbastanza, vero? Sì. Ecco, e una delle Battute su Mestre a Sì. Praga o in Italia? No, a Mestre, Ah, ok. sì, le ho fatte anche sulla mia terrazza, perché è una terrazza che dà sulla torre dell'orologio, e appunto ho detto che Mestre è come l'arte, non deve essere bella, ma ti deve trasmettere qualcosa. Infatti se vai in via Piave ti trasmette l'AIDS, per esempio. E il Covid durante il lockdown. Esatto, e poi abbiamo anche parlato del mercato di Mestre, che nel mercato di Mestre trovi tutto: funghi, eroina, rosa, gialla, bianca, l'arcobaleno della droga. Abbiamo il Pride dei tossicodipendenti e ne siamo orgogliosi. Esatto, sì, sicuramente se uno vuole fare degli acquisti, insomma, sono... E poi ho scoperto che Patti Bravo è nata a Mestre, lo sapevi? Però quando ha scritto Pensiero stupendo, ovviamente non si trovava a Mestre, per Mestre ha scritto Pensiero stupefacente. Giusto, bravissimo. E poi Mestre è la città che ha l'ospedale che è talmente lontano dal centro che si chiama Angelo, perché quando arrivi sei già morto. Può essere, sì. Bene, dai, basta. Ecco. No. Insomma, se siete curiosi, guardate il video, uno dei 1300 video. C'è anche Nicolò nudo. Ah, e ora tutti si scaglieranno là. Che la nudità vende. No, OnlyFans è gratuito. Impressionante, ma invece farai altri spettacoli in futuro? Assolutamente, mi sto preparando, e devo dire che io ho questo difetto come per i quadri, che io vario molto. Ho fatto 60 argomenti diversi come comica, e quindi adesso sto scrivendo un nuovo testo sul vocabolario erotico, lo finirò a breve, però sì, sono sempre esplosiva, sono Paganini non ripete. Lo so, non dovrei, ma è più forte di me. Ma com'è che organizzi te gli eventi? Com'è che funziona? Cioè tu ti proponi ad un locale, li fai solo una comica? Com'è che funziona? Allora, ho fatto degli eventi al Vapore di Marghera. Sì, ok. Poi ho fatto degli eventi in vari locali, anche al Bar Verdi, però anche in locali a Venezia, Isola 432, vari bar. Siamo stati anche al Teatro Vogaria. Sì. Abbiamo fatto un evento anche in terrazza a casa mia. Anche in terrazza a casa mia, sì, ovunque. Dove si può, noi facciamo l'evento. Quindi chiamateci, perché non vediamo l'ora di farvi ridere. Vi porteremo un sacco di comici. Beh, la cosa più estrema che abbiamo creato un gruppo che si chiama Comedy Spritz. La cosa più estrema che ho organizzato è stato quel stand-up comedy dentro la festa di patronato ad Esio. Sì, che aveva rischiato una denuncia, sì, è vero. Perché abbiamo fatto stand-up comedy con i preti e la parrocchia. Diciamo che c'erano dei comici, delle battute poco politicamente corrette. Sì, che parlavano di Hitler, sì, è vero. O preti pedofili o l'omosessualità dentro la parrocchia a un certo punto. È vero, anche questo è successo, è stato bello. Poi abbiamo fatto uno spettacolo col coniglio, abbiamo portato il coniglio proprio vivo sul palco, no?
Ancora vivo, non è stato mangiato. È stato bello, sì. Fate tipo quel cono là che viene fuori il coniglio poi sparisce, no? Noi l'abbiamo proprio portato sul palco, Esatto. abbiamo parlato di lui e abbiamo detto che quando ci rompiamo ce lo mangiamo. Sì. E poi abbiamo fatto la stand up comedy con l'ho fatta io con la lingerie sexy, perché appunto ho comprato questa lingerie natalizia e ho raccontato al pubblico che secondo te quante chance ci sono che Nicolò faccia sesso con me dopo il cenone di Natale con la lingerie natalizia? Poche. Esatto. Questa non è lingerie, è ottimismo. Quello che posso fare è cantare All I want for Christmas is toglimi questa cazzo di lingerie. Un applauso! Vado a fare un giro di canoa. Sai cosa potremmo fare? Sei una campionessa di karaoke, giusto? Sì, a me piace molto il karaoke. Una Ho vinto canzone. il premio come peggior cantante. È stata eliminata. Non è stato facile, perché al parco di Catania. essere la Anche su migliore, cioè mi pare che fossero 25 e non era facile essere la insomma, peggiore. Dove è questo? Al Parco Catene. Io cioè ero convinta che avrei vinto, invece ero la Ma con peggiore. cosa ti sei Perché presentata? allora la cosa è stata la seguente, che io pensavo che fosse una gara ironica e divertente, quindi mi sono presentata travestita da Lady Gaga e ho ballato e ho coinvolto il pubblico. Invece le altre persone erano serie, hanno cantato Mina, Immobili, coi vocalizzi, e io pensavo che avendo fatto un po' allegria Giustamente, anche io avrei pensato così. Ma E invece no. Diciamo che il pubblico, diciamo che la giuria non ti ha capito dal punto non di vista sono stata artistico. capita, ragazzi, non Non sono tanto stata dal capita. punto di vista tecnico ma artistico. Esatto, vabbè. Allora mi viene un'idea, perché non mettiamo una canzone di karaoke e ne proviamo una? In diretta per gli amici. No, ma cioè, No, una canzone, cantiamo no. Barbie Girl. No. Hi Barbie, I can, do you wanna go for a ride? sure can, jumpy. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic is fantastic. Dancing everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic is fantastic. E così, poi andiamo a... Praticamente questa è la sua vita. Io mi prendo cura di lui, diciamo, e lui va in canoa. Ok, Cioè io mi prendo ma cura facciamo, del resto. facciamo qualcosa di artistico, qualcosa che... Qual è il tuo... Comunque 25esimi su 25 secondo me è esagerato. Dai. Manco 22. Dai. Ma qual è Siamo bravi. qual è la tua canzone che è il tuo cavallo di battaglia? Bella domanda. Che canzone potrei Dai. cantare? Una canzone che canto bene, che non faccio una figura di merda. Qual è? Oh, Tina Turner. Tu dici che la canto bene? Vai. Ma mi posso alzare in piedi? Sì, no? sì. No. Ascoltame mamma Tina Turner. Non sai mai. Perché guarda, Che ti esalta le tue capacità vocali. Ironic, no, non è bella Ironic. Meglio the best? Sì, sì. Meglio the best? Vai. Vabbè, dai, Adesso ci mettiamo siamo the best. riscaldati con Barbie Girl. Esatto, Tina Turner. Ok, ma posso mettermi in piedi? Non so No, dove stai. no, ok, allora sto seduta perché Aspetta, a canzone? the best. Ma karaoke sempre? Sì, ma non sono brava a cantare, ragazzi. No. Karaoke quindi. Sì. Sì. Quindi se avete un locale, avete un piano bar, volete una cantante, Ah no, sai quale mi viene bene? I Will Survive. Vai, mi viene vai. meglio. I Will bella, Survive bella. mi viene meglio. quindi Ma Francesca, sempre Tina Turner? No, I Will Survive è di Gloria Neighbor, come si chiama? Gloria Gaynor. Gaynor. Sì. Gaynor, Che è ancora Gloria viva e ha appena fatto un pezzo simile. Guarda qua, Gloria Gaynor. Sì, questa mi viene Vai. meglio. Incredibile amici. Ok, Cosa da abbiamo seduto. qua una performance. La peggiore cantante di Parco Catene Marghera. Vai. Peggiore cantante di Catene Marghera. Io non sarei in grado, un inglese impeccabile. Beh dai, non esageriamo. Anni di studio Comunque all'estero. questa canzone, cioè, parla di una donna che rinasce dopo una delusione amorosa, cioè non è una cosa da poco. Tutte le donne Sarà da Incanova il figlio, no? tutte le donne che vengono mollate diventano pop star. Adele, anche come si chiama? Shania Twain è stata mollata e è diventata una pop star. Dovete capirlo, se volete veramente rovinare la vita alle vostre mogli, non dovete lasciarle mai, non dovete mai chiedere il divorzio.
Incredibile, ragazzi. Sì. Pazzesco. È vero, diventano tutte famose, cioè Adele, Mollà, famosa. No, poi volevo dire che io sono contenta di essere stonata, perché se fossi stata intonata avrei fatto la fine di Amy Winehouse o di Whitney Houston. Invece sono stonata e sono ancora viva. Esatto. Comunque no, sinceramente non mi pare malvagio, cioè, ma non so, vorrei vedere le altre, no, come cantare. Comunque è disponibile per i vostri piano bar, feste, matrimoni. Viene a cantare un repertorio di più di 50 canzoni. Viene anche Nicolò, vengo anch'io. Sì, Nicolò canta Barbie Girl tutta la sera. Ecco, insomma. Poi Nicolò canta Fisico Bestiale, È la canta benissimo. Vuoi fare cantare? No, non occorre, perché siamo qua per te. Siamo qua per te, per pubblicizzarti. Posso dire, io sarei curioso. Lo mettiamo? No, non occorre. Scrivete nei commenti se volete una performance di Nicolò. Comunque, se volete vedere Nicolò che canta Fisico Bestiale, basta andare nel mio profilo YouTube. E ho anche quello, ragazzi, ho tutto. Tra i 1300 video c'è anche quello. In descrizione avrete l'Instagram di YouTube e dopo anche il sito, no? Basta. Ciao, ho anche il sito, sì, ho tutto. Roba da Ho matti. tutto, ragazzi, tantissima roba. Non si capisce un cavolo. Però vogliamo parlare anche della tua carriera di street artist. Perché ho appena iniziato, sono all'inizio, ho fatto solo un segnale stradale, dai. Tra l'altro non l'ho rubato, però non l'ho rubato. L'hai trovato, per strada. L'ho trovato. Cosa vuol dire? In che senso, scusa? Ho trovato un segnale stradale per sbaglio e l'ho dipinto. E questa e questo è l'inizio della mia carriera. Poi ho iniziato a fare le prime tag, però le ho fatte su tela, quindi sono un po' sfigata, insomma, si sa, finché non ti arrestano sei sfigato. A me pensavo di fare una collaborazione con Danilo. Perché invece un fiato ai coani, un fiato ai maschere, ai pacali, non so. No, ma certo, infatti lui è un mio carissimo amico, io lo saluto. Infatti sono venuta qua perché io lo emulo, no? Cioè io sto cercando di diventare una writer e quindi cioè, qualsiasi cosa lui faccia io dico allora lo faccio anch'io. Giusto. Rap lo faccio anch'io. Giusto. La tag ora ce l'ho anch'io. E i segnali stradali anche, e incomincio a scrivere nei bagni con i pennarelli, così sono tutti contenti, comincio ad attaccare stickers dappertutto e così si va avanti. Vedremo se riuscirò ad avere un'intervista come una writer seria quando avrò 60 anni. Esatto, incredibile. Quindi i tuoi progetti futuri adesso è questa street artist? Allora, intanto spero di pubblicare un libro su Mestre. Ho fatto 60 ritratti sui personaggi più importanti di Mestre e ho un grafico lentissimo, però spero tanto di pubblicarlo. Tra i vari personaggi c'è anche Danilo, ho fatto un ritratto anche a Danilo, ma anche a tantissime altre persone, perché forse non lo sapete, ma per esempio lo Zampirone è nato a Mestre, lo sapevate? In via Manin. Cos'è lo Zampirone? Il signor Zampirone era un signore che abitava in via Manin e ha inventato questa cosa e poi i cinesi gli hanno rubato l'idea. Pazzesco. E che personaggi hai dipinto su questo libro che hai fatto? Ma proprio tutti, per esempio, allora vi racconto questa, interessantissima. Un signore chiamato Anzanello ha inventato il pan piuma, che è il pane per i tramezzini. Sì. E la fabbrica è vicino alla nave del Vero e praticamente lui era giovane, aveva 19 anni, non aveva voglia di tagliare le croste del pan carré per fare la mozzarella in carrozza e quindi si è inventato questa macchina per tagliare le croste del pane e da lì è diventato milionario. Keep on dreaming. E quindi ho fatto il disegno, è stato molto carino perché ho fatto il ritratto e mi ha chiamato una persona e mi fa vorrei comprarlo e io non avevo capito, è arrivato Anzanello e ha comprato il suo ritratto. Pazzesco, incredibile amici. Sì. Boh. Sì. Boh.